Giuseppe Romano, presidente di Ambi Veneto, a Roma per l'Assemblea Nazionale dei Consorzi di Bonifica. Soddisfatto dei contenuti di questa assise, in particolare dell'intervento del Ministro dell'Ambiente Galletti? Sì, soddisfatto perché il Ministro ha evidenziato due cose. La prima, la capacità dei consorzi di bonifica in generale di produrre progetti cantierabili e operativi. La seconda, la capacità che questo governo ha messo, almeno sulle parole, come dice lui, di 3 miliardi di euro per la programmazione e quindi per gli investimenti, e quindi la capacità che noi avremo da qui a un po' di tempo di dare concretezza al fatto che il Veneto ha comunque una serie di cantieri aperti, una serie di progettualità aperte, per cui speriamo di avere risposte positive a breve rispetto a una serie di capacità e una serie di progetti che noi abbiamo come Veneto. Lei è il presidente dei consorzi bonifica di una regione importante. Qual è il contributo che ritiene i consorzi bonifica veneti portino al movimento nazionale? Beh, innanzitutto la capacità, un know-how importante, una capacità di dare una risposta veloce ed importante al territorio e una grande programmazione. Io sono molto fiero di essere presidente dei consorzi del Veneto, non per i miei colleghi, non solo per i miei colleghi presidenti, ma per una struttura puntuale e precisa nell'essere presente tutto il tempo dell'anno 24 su 24 rispetto a una problematica importante. Oggi abbiamo la problematica della siccità, la stiamo superando alla grande in Veneto, ma non dimentichiamoci il rovescio della medaglia che è l'emergenza alluvionale, l'emergenza delle precipitazioni. Anche da questo punto di vista il Veneto sta facendo un gran lavoro e di questo devo ringraziare una struttura importante come sono i consorzi di bonifica, come sono la struttura dei consorzi di bonifica, dai dirigenti all'ultimo, passatemi il termine, l'ultimo degli operai.